Oggi vi voglio presentare la forbice di Stihl, la ASA 20, forbice a batteria. Ma facciamo un passo indietro. Batteria AS2, la utilizzo sul GTA 26, HSA 26, nell'aspirapolvere, il SEA 20, lo utilizzo nelle tosasiepi, lo utilizzo nei decespugliatori, la stessa identica batteria. Chi è già provvisto di articoli di questo tipo può andare a ottimizzare il proprio acquisto utilizzandola anche sulla nuova forbice della Stihl, oppure chi non ha nessuno di questi attrezzi può iniziare dalla forbice e utilizzarli in tutti gli altri, quindi è un sistema integrato. Il taglio arriva fino a 2,5 cm ed è anche possibile parzializzare l'apertura. C'è una guida rapida che mi indica come fare e posso andare a rendere il taglio più stretto, in maniera che se devo tagliare dei rametti più piccoli rispetto ai 2,5 cm di apertura vado ad economizzare i tempi. Ho un display che mi indica la quantità dei tagli eseguiti e lo stato della carica della batteria. Ecco, il taglio è progressivo, vuol dire che io man mano che spingo nel grilletto il dito, lei si chiude, se lo rilascio si apre, quindi il taglio è progressivo. Se voglio passare da una modalità di apertura a un'altra, tengo spinto, quando sento il segnale acustico rilascio e lei aprirà la metà esattamente. Voglio ritornare come era prima, tengo spinto, al segnale acustico rilascio e torna come prima. E un'altra cosa importante è notare la rapidità di chiusura e di apertura, quindi riesco a fare molto bene il mio lavoro. La macchina è ben bilanciata, 980 grammi di peso, ha un'impugnatura molto morbida e riesco a raggiungere i 2000 tagli per ciclo di carica. È la forbice che ci mancava, ce ne saranno anche delle altre. Intanto iniziamo con questa, che è una forbice indicata per un utilizzatore privato o per un semiprofessionista, chi ha un po' di vigneto, chi ha un po' di frutteto, quindi già con un'apertura da 2,5 cm e con questa autonomia posso svolgere molto bene il mio lavoro. Vi ricordo anche un'altra cosa, sono piccoli particolari però sono interessanti. Tolgo la batteria e qui al suo interno c'è la chiavetta che mi serve per andare a fare il lavoro di manutenzioni sulle viti che io ho nella forbice. Piccoli particolari che però mi fanno capire quanto è curata la forbice. A questo punto ciao a tutti e buon taglio.